spingere ancora di più per provare a raggiungere una vetta lontana. Si apre il girone di ritorno per credere nei propri obiettivi. Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal Giovanni Brucoleri e Pro Favara Geraci, 16ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. Ancora Guadagnoli dal limite calcia, c'è stato un tocco anche da parte di Fernandez involontario, la presa di Tommaso Scuffia. Ancora Boscia a girare Caternicchia, Ficarrotta verso l'interno contro Gonzales, il tiro da fuori di Ficarrotta, Barbagallo si distende, parte Ficarrotta oltre la traversa, D'Amico, lancio lungo verso Ficarrotta, l'aggancio in piena area di rigore, lascia tutto dietro, la punta con il mancino di Vizzini, parte la battuta in mezzo, non la prende nessuno di testa, poi c'è il colpo vicino alla porta e il gol da parte di Bontempo che sotto porta batte Barbagallo dopo il tentativo di Lupo. 1-0 segna Fabrizio Bontempo. Albanese finta il cross, nuovamente dietro Giovagnoli, carica il tiro da fuori, Scuffia, pallone al limite, Retucci spalla alla porta, non può girarsi, commette però tunnel su Scalisi, cross in mezzo, pallone verso il primo palo, calcio di rigore, il colpo con il braccio da parte di Lopizzo, secondo l'arbitro. Retucci centrale per il raddoppio della Pro Favara, non sbaglia dal dischetto, 2-0 per la squadra di Catalano. Il tiro da fuori di Panebianco, il recupero di Scalisi, calcio da fuori, raso a terra, la parata di Scuffia. Cercato Guadagnoli davanti, la porta non fallisce, il gol di Giuliano Guadagnoli che non esulta da ex 2-1. Si riapre il match del Brucoleri con il gol di Giuliano Guadagnoli. La battuta in mezzo, secondo palo, stava andando a staccare Marino e alla fine Giovagnoli si va a prendere la rimessa, la battuta affidata ad Albanese, Bonamaison in mezzo verso Tripiano, la difesa della Pro levar via Panebianco di controbalzo, Coco la mantiene in campo, calibra il cross, arriva sponda di Guadagnoli, Albanese, pallone di ritorno per Guadagnoli, spalla alla porta, Giovagnoli, limite, ancora Guadagnoli, è sempre sua nonostante tutto, Guadagnoli insiste, calcia, la risposta in difesa, azione che non finisce, Albanese in mezzo, la presenza di Bossa che ha spazio per avanzare, Ogbonda lo rincorre, quasi a trattenerlo, poi Bossa, calcia da fuori, parte Bossa dalla bandierina, colpo di testa sulla traversa di Bontempo, poi il gol del 3-1 della Pro Favara, ancora con Mattia Retucci. Ed è ufficiale il 3-1 della Pro Favara sul Geraci, il gol decisivo di Mattia Retucci all'87esimo per mettere fine alla pressione dei Madoniti.